Giacomo. Allorché se noi andiamo a analizzare la lettera secerne una frase che dice: voi messinesi siete custodi del segreto del cristianesimo. Ecco dove è il nesso. Quindi tutto ciò che è collegato. Giacomo è stato martirizzato in Spagna. No, è stato martirizzato a Gerusalemme. Ah, Gerusalemme. Sì. Quindi il filare della colonna. Allora, la storia della colonna è un po' una storia complessa perché è stata sviluppata dopo dagli spagnoli, in seguito a un miracolo che sono dagli spagnoli a San Giacomo. Questo San Giacomo che lei vede qua è un San Giacomo particolare perché è l'unico, praticamente San Giacomo collegato realmente con la Spagna, perché San Giacomo della Spada, c'è un ordine cavalleresco di San Giacomo della Spada. Ordine cavalleresco, così giusto. Ordine cavalleresco. Ecco, il legame comunque è molto complesso perché in effetti ha toccato un tasto che effettivamente uno dei punti. E quale può essere la spiegazione del collegamento? Non c'è una spiegazione. No, noi la stiamo studiando, ce l'abbiamo, però è un po' azzardata, però. C'è una docente universitaria. No, noi abbiamo costituito un gruppo, parla con i docenti dell'università qui dell'Università di Messina. No, questo è un ingegnere, va bene, ingegnere elettronico Villari dell'università, va bene? La Villari è quello che studia docente di storia? No, Villari questo qua è docente di ingegneria informatica. Villari della famiglia. Sì, nonché studioso pure di Antonelli, infatti abbiamo trovato negli studi che alcuni quali di Antonelli sono fatti. Ma va, invece tu cava, tu apri il tuo vino e siamo a posto.